e signori, il volo T-Chef 1045 per Dolianova è in partenza alle ore 15. Comandante? Siamo pronti a partire. Riusciamo ad arrivare in ritardo, anche prendendo l'aereo. Vedete voi. Andiamo, dai. Prendo io. Ciao amici di T-Chef, ci troviamo a Cagliari, nel quartiere della Marina, e stiamo andando in occasione della prima semifinale a trovare Daniele alla locanda Leonildo. Ci faremo dire qualche segreto della loro cucina e chissà che cosa scopriremo. Daniele, locanda Leonildo, prima semifinale, e tu sei lo chef di questo ristorante, ma il tuo accento è chiaramente toscano. Cosa ti ha portato in Sardegna? In Sardegna mi ha portato un viaggio con gli amici, di cui sono rimasto molto innamorato di questa terra. E dopo un percorso che ho fatto in anni a giro per il mondo, sempre per lavoro, ho deciso di stabilirmi qui in Sardegna. Viste le tue origini toscane, qual è il cibo toscano che ti manca di più? Beh, sicuramente il lampredotto con i carciofi. Quale esperienza culinaria offrite ai clienti della locanda Leonildo? Ma stiamo parlando di offrire qualcos'altro a parte la simpatia, l'ospitalità, farli sentire a casa loro, dargli dei dolci buonissimi? Sento odore di vino. Possiamo anche parlare di vino. E quindi, assolutamente, è una scelta di vino indifferente? Assolutamente sì, quindi è ancora più interessante. Il nostro amore per il vino trasmesso a tutti quanti? Assolutamente allora, sì. assaggiamo questo vino, così non mi voglio privare di questo piacere. Come sapete, il premio finale di T-Chef consiste in 1.000 euro. Qualora doveste vincere, cosa ne fareste? Un viaggio nella Loira per assaggiare due altri vini? Un bimbi. Vedo che andate d'accordissimo. Beh, a T-Chef e alla locanda Leonildo. Sì. Al bimbi. Ciao a tutti, siamo in via Roma a Cagliari e oggi per la prima semifinale di T-Chef stiamo andando a trovare Enrico del ristorante Sabores. Andremo un po' a frugare dentro la sua cucina e a scoprire quella che loro stessi hanno definito la bottega dei sapori. Enrico, ristorante Sabores, sei in semifinale. Però raccontaci come sei diventato uno chef. Diciamo che non avevo da piccolo la passione della cucina, ho iniziato a fare i lavapiatti per accumulare qualche soldo alla fine delle superiori e sono rimasto affascinato molto dalle dinamiche lavorative, dal lavoro di squadra, dal ritmo che c'era in cucina. Poi piano piano ho iniziato ad assaggiare tanti cibi, ad appassionarmi delle persone con cui lavoravo, a viaggiare e da lì la vera passione poi per la cucina. Senti, dentro il ristorante Sabores si sentono tanti profumi tradizionali sardi, ma il tuo cibo della nostra tradizione che preferisci qual è? Ma penso che siano le cotture delle carni, quindi le cotture lunghe come del maialetto o come veniva fatto anche per i ragù tradizionali, che un po' racchiude tutta la cultura della Sardegna. Quindi sì, le tecniche di cottura che venivano utilizzate in Sardegna, quello mi affascina molto. Durante T-Chef hai definito Sabores come una bottega dove si serve il cibo. Qual è l'esperienza quindi che offrite ai vostri clienti? Ma all'inizio Sabores era proprio una bottega dove si faceva solo somministrazione di salumi e formaggi. Si era creato davvero un bel gruppo di persone che venivano qua per l'aperitivo e con la proposta dei piatti abbiamo ottenuto quelle persone anche a rimanere all'ora di cena. Quindi Sabores è più un punto di ritrovo, dove mangiare cose buone sicuramente, spero di fare cose buone, bere del buon vino, ma soprattutto, come dicevamo prima, quello di poter stare assieme. Quindi un punto di ritrovo per amici, è bellissimo. Per amici, sì.
Per amici o anche vari clienti che magari si siedono in tavoli a fianco e poi finiscono il pasto assieme, chiacchierando e bevendo. Come ben sai, chi vince T-Chef, il primo premio è di 1.000 euro. Cosa vorresti farne? Ma penso che inviterò il pranzo alle persone che mi sono state a fianco in questa esperienza, quindi sarà quello l'obiettivo. Sei molto generoso. Sì, dai. Grazie. Salute. Ragazzi, siamo atterrati in pieno Parteolla e andiamo a assaggiare i vini della cantina di Dolianova. Yes, because we are landing to the Parteola zone. So, welcome to Dolianova. Of course, Enrique. Ah, seriously? A posto. Ragazzi, Benvenuto. Grazie. Benvenuto Massimiliano. facciamo la parte seria del programma, effettivamente diamo veramente il benvenuto a Massimiliano delle cantine Dolianova, è un piacere averti qui. Cosa ci racconti di questo Parteolla, questa zona della Sardegna? Parteolla è un territorio che si trova poco a nord della città di Cagliari, è un territorio che comprende un certo numero di comuni dove la produzione di uve è particolarmente vocata, è una delle zone di produzione vitivinicola sarda più importante. In questo caso, per questa semifinale, la cantina ha pensato di presentare un vino bianco, il Montesicci, che è un nasco di Cagliari DOC, quindi nasco vitigno tipico proprio di questo territorio, del Parteolla, tant'è che fino a pochi anni fa stava andando a scomparire questo vitigno, quest'uva non veniva più prodotta perché comunque fino a pochi anni fa per l'appunto veniva realizzato sotto forma di vino dolce da dessert. E da qualche anno la nostra cantina e anche qualche altra cantina sempre del Parteolla abbiamo iniziato a vinificarlo come vino secco da tutto pasto ed è questo quello che stiamo andando a degustare insieme a Gianluca. E adesso vedremo cosa racconta questo vino. Già dal colore Guarda un po'. È una bella sorpresa, c'è un bel colore pulito, limpido. Adesso vediamo subito. Si vede già. Bella fluidità. Un profumo meraviglioso. Sì, Bello. si può assaggiare. Sì. Assolutamente, racconta tanta Sardegna, bello, un aromatico, un agrumato, bello, un bel sorso di Sardegna, bisogna raccontare così questo vino, una bella acidità, fresco. Racconta proprio il Parteolla, la campagna ricca. Assolutamente, ma soprattutto bellissimo sarà l'abbinamento, vedremo cosa faranno i nostri chef. Io questo però lo adoro anche come aperitivo in riva al mare, Sì. devo essere sincero. Fra poco potremo fare anche questo. Assolutamente. Nasco è impegnativo, interessante, un bellissimo vino, bisogna vedere che dei piatti Chissà come se la giocheranno. ci raccontano quei due. Semifinale Massimiliano, qui non si scherza. Dica, andiamo a spiare che quelli lì che andiamo. Dobbiamo andare in cucina. Mi sembra giusto, ragazzi, nel mentre io e Massimiliano ci apriamo il falconaro. No. No. Se apriamo il falconaro restiamo anche noi. Va bene, Massimiliano. Aspettiamo Va bene. che loro rientrino per assaggiare Ok. il falconaro. Andiamo a investigare, dai. Ah, scusate ragazzi, oggi vado io a vedere cosa stanno preparando i chef in cucina, se non vi dispiace. Non ci dispiace, va bene. A dopo. Of course. Va bene, allora noi cosa facciamo? Continuiamo a bere questo Beh, certo. straordinario Montesicci. Nasco. Sì. Ciao Enrico, Ciao Massimiliano. qual è l'ingrediente che secondo te si è ben sposato col vino Montesicci? La carne del mucine, che comunque ha una tendenza grassa, soprattutto in questo periodo invernale, una percentuale di grassa maggiore rispetto al solito e il succo di limone presente nella marinatura. Questo sono gli elementi che danno contrasto secondo me, spero che sia l'elemento vincente di questo abbinamento. La tua descrizione sembra veramente un piatto molto interessante, adesso vediamo come verrà valutato dai giudici, quindi in bocca al lupo, Crepi il lupo. a dopo. A dopo. Ciao Daniele. Ciao. Qual è stato l'ingrediente che secondo te si è abbinato meglio? Secondo me è l'abbinamento carciofo mortadella che va a risaltare un po' il gusto del vino nasco, essendo un vino abbastanza fruttato, comunque ha molti profumi.
quindi dovrebbe andare a esaltare quello che è il gusto del carciofo e della mortadella. Mi sembra molto interessante. Allora anche per te ti auguro di fare un bel piatto e chiaramente verrà valutato dai nostri giudici e per il momento ti auguro in bocca al lupo. Grazie Ci mille. vediamo dopo. Dai. Grazie. Ragazzi, Un minuto! Signori, qui manca Davide, non so se ve ne siete accorti, non lo so. Mi stavo pettinando. Al solito. Sta arrivando... Dovrebbe. Dovrebbe. Bentornato Enrico. Giudici? Benvenuto. Bel piatto, molto coreografico. Enrico, raccontaci la tua preparazione. Ho preparato una ceviche di pesce, in questo caso ho utilizzato il muggine, accompagnato con patata dolce, cipollini in agrodolce e qualche carciofino fritto. Bellissimo. Notevole. Sì. Come sempre, piatto da fare in casa. Sì, subito. Insomma, Noi Assolutamente. adesso assaggiamo e ti facciamo sapere. Buon assaggio. Grazie. A dopo. Grazie. Daniele. Sta arrivando Daniele. ecco Daniele. Scusa. Bentornato Daniele. Bentornato. Bentornato. Bellissima coreografia, un bel piatto. Molto bello. Daniele, raccontaci qualcosa. Allora, io ho fatto una pasta fatta a mano usando farina e cellino, dove sono andato a inserire un impasto fatto da carciofi sardi, insieme a della mortadella e delle nocciole tostate. Ho fatto una fonduta di formaggio usando il giglio sardo. Poi sono andato a inserire una parte croccante e sono andato a fare un corallo fatto con la liquirizia, che dovrebbe andare appunto a esaltare il gusto sia del carciofo che del vino. Perfetto, bellissimo piatto. Noi assaggiamo e ti facciamo sapere. Va bene, grazie. Grazie a te. Ora i due chef tornano ai fornelli per la seconda proposta di questa semifinale. Un piatto a base di pesce contro una pasta fresca fatta a mano. È Daniele che per primo utilizza il pecorino giglio sardo di Argiolas, ingrediente obbligatorio in questa prima semifinale. Quale dei due piatti avrà convinto i nostri giudici? Una cosa alla volta, abbiamo preso il decollo con Nasco, adesso dobbiamo atterrare. Bisogna raccontare un altro protagonista della puntata, mi sembra, vero? Ma prima sbirciamo su qualche informazione che ci potrebbe dare Massimiliano in cucina. Hai visto qualcosa di importante? Tante cose molto curiose, però purtroppo non vi posso dire niente. Mi hanno chiesto appositamente di non raccontarvi niente, quindi dovete Ci pazientare. lasci nel dubbio. Vi lascio nel dubbio, Suspense. Vabbè. però Brividi. E allora ci facciamo raccontare la storia del falconaro. sì, questo vi posso raccontare qualcosa per quanto riguarda accontentiamo. il falconaro. Falconaro è un vino nuovo presentato dalla nostra cantina Dolianova, nel novembre del 2021. È un vino fatto col 100% di uve Carignano, il GT, ed è un vino che comunque ha una sua storia, in quanto i nostri soci, 300 soci delle cantine Dolianova, da sempre hanno prodotto le uve Carignano. Fino all'anno scorso venivano utilizzate le uve in uvaggio insieme ad altre uve tipo il Cannonau. Dal novembre 2021 100% di uve Carignano, quindi un vitigno che da sempre si è trovato nel nostro territorio nel Parteolla. Fortunatamente con la modifica di disciplina di produzione abbiamo la possibilità di vinificarlo in purezza e quindi avere questo prodotto con questa etichetta Anche bel colore, oh. Fantastico. Bellissimo colore. Gianluca, vero? Eh sì, bello, pulito, come deve essere un bel rosso. Lucente. Bella fluidità, denota un grado alcolico giusto. Senti, sì. E qui i profumi, tra Sentiamo l'uno e l'altro c'è proprio una battaglia. Qui abbiamo, la cantina ha fatto un bellissimo lavoro sul Carignano perché
ha eliminato un po' le spigolature del selvatico e è andato a creare invece un gusto un po' più morbido, un po' più delicato. Sentite questo fiore, questa frutta che è Molto bella, delicato. esatto, un bellissimo naso, bello persistente. Che dire? Bella beva, Veramente buono, pulito. pieno, pulito. Sì, ma guarda, è un vino che a me piace tanto, soprattutto facile da abbinare. E lì vedremo cosa... Adesso qua si giocheranno il jolly o no? Vediamo. Comunque complimenti a questo Carignano. Una bella versione del Veramente vino fatto da complimenti. Dolianova. Sì. Meraviglia. Sono molto contento che vi sia piaciuto questo falconaro. Buonissimo, ma andiamo a sbirciare un po' in adesso, cucina, ma ora se tocca a permetti, noi. ora tocca a noi. Andate a lavorare. Andiamo a lavorare. Enrico, ottavo, quarto in semifinale adesso. Ciao, Come Davide. va? C'è tensione? Un po' di tensione c'è, sì. Basta. Una curiosità anche a casa, tu hai un grandissimo talento, quando hai scoperto di avere questa attitudine, questa dote innata per la cucina e come sei riuscita a gestirla, perché ci vorrà molta disciplina rispetto a quella che è la creatività più assoluta che mi chiedo. Ma la creatività arriva sicuramente dopo, bisogna iniziare sicuramente dalle prime fasi, da lavare anche i piatti, lavare i pavimenti, quella ti porta poi a conoscere tantissime persone, tantissimi ingredienti, ma la creatività è venuta sicuramente dopo un paio d'anni di duro lavoro in cucina. E come hai scoperto il tuo talento innato? Così? No, lo sto ancora scoprendo, piano piano. Stai andando forte, apri tutte le porte. A dopo. Daniele, Ciao. ascolta, io vorrei sapere una cosa, sei semifinalista di T-Chef, ma che emozione si prova? Sei È emozionato? una bella emozione, sì, un po' di agitazione già da Sei ieri. agitato? Ma perché? È perché uno quando tiene alla propria professione piace fare anche bella figura e tiene appunto a far vedere agli altri che tiene al proprio lavoro. Ma sì dai, sei comunque in semifinale, la bella figura l'hai comunque già fatta. Mi auguro di sì. Contiamo su te. Buon Grazie lavoro. mille, grazie. Ciao Enrico. Massimiliano? Adesso invece dobbiamo parlare del secondo piatto in gara. Qual è stato anche in questo caso l'elemento che secondo te si è sposato bene col falconaro? Ma secondo me è stato quello che dà lo sprint in più è la polvere di peperone affumicato. Questa nota affumicata al piatto secondo me si sposa benissimo col falconaro, che è un vino di una facile bevuta, molto pulito e quindi si crea un bel equilibrio. Secondo me dovrebbe essere interessante. Non ci resta altro che aspettare il piatto da giudicare. Va bene. E per il momento nuovamente un grande in bocca al lupo. Perfetto. E ci vediamo dopo. A dopo. Daniele, Ciao. l'ingrediente che secondo te si è sposato bene con il nostro falconaro Carignano di Sicilia? Secondo me è la glassatura che andrà a coprire la quaglia, che è appunto questa riduzione fatta sia dal vino che dalla soia e dalla cioccolata. Devo aspettare ancora qualche minuto per provare il piatto. In Ok, bocca al lupo. E grazie mille. che vinca il migliore. Grazie. A dopo, grazie. C'è successo? Manca un minuto. Vedi Enrico all'orizzonte? Sì, Enrico. eccolo, arriva. E eccoci. Bentornato. Eh sì, queste semifinali ci fanno un po' di gola in più, perché sono già due piatti di Enrico. Molto, molto di più. Sì, veramente Enrico, due piatti. cosa hai preparato di buono? Vi ho preparato una lingua di vitello, prima bollita e poi arrostita, preparata con una crema alla senape, funghi misti di stagione e polvere di peperone affumicato. Per concludere, una grattugiata di giglio sardo. Ah, bellissimo, Signori. bel piatto. Senti il profumino. Enrico, come sempre, noi ci tocca questo duro lavoro, assaggiamo e ti facciamo sapere. Buon appetito! Grazie. Grazie a te Enrico. Arriva il quarto? Eccolo, arriva. Dai, Daniele. Daniele. Eccoci qua. Bel piatto, vero? Molto Bravo, interessante. Daniele. Grazie. Raccontaci questo piatto.
Allora, questo è un petto con cosce di quaglia fatte a bassa temperatura, dove sotto c'è un purè fatto con lenticchie, ci sono delle verdure croccanti e poi dalla lavorazione della quaglia ho tirato via una riduzione fatta sempre con il falconaro, dove sono andato ad inserire della soia e della cioccolata amara. Dopodiché sono andato a glassare direttamente la quaglia dentro la glassatura della riduzione. Hai fatto un bel azzardo, Mamma mia. Bello. Mamma mia. Come sempre noi assaggiamo e ti facciamo sapere. Perfetto, grazie mille. Grazie. Grazie Daniele. Daniele propone una quaglia cotta a bassa temperatura. Tocca ad Enrico valorizzare il pecorino Giglio Sardo di Argiolas. Lo ha proposto con una lingua di vitello. Chi convincerà maggiormente i nostri giudici? Cari amici a casa, cari Enrico e Daniele, è finita questa prima semifinale, siamo atterrati, protagonista è indiscusso il vino, con un valore aggiunto che è stato Massimiliano, che ci ha accompagnato in questo bellissimo percorso di ottimi piatti, prelibatezze. Grazie Massimiliano a nome di tutti, e non è stato facile come al solito decidere chi l'ha spuntata. Ma sono io a ringraziare a voi di questa bellissima esperienza, mi sono divertito, abbiamo degustato degli ottimi piatti e niente, da parte del Cantina Nova in bocca al lupo al vincitore che andrà in finale e passo la parola a Gianluca per il commento finale sui piatti. Guarda, grazie Massimiliano, intanto facciamo i complimenti agli chef perché veramente meritano di stare in semifinale, hanno fatto dei piatti bellissimi, coreograficamente perfetti, buonissimi, non possiamo dire niente. Tecnicamente solo due piccoli elementi ci hanno un po' differenziato da quello che poteva essere il nostro giudizio perfetto. L'abbinamento non era eccezionale col primo piatto, ma col secondo piatto veramente tanta roba. Vero Enrica? Esattamente. La gara, come avete visto, si è svolta con due piatti differenti, però nell'abbinamento col vino il problema è stato nel primo piatto che entrambi abbiamo visto della difficoltà nell'abbinamento. La gara si è vinta sul secondo piatto e sul secondo piatto non abbiamo avuto dubbi sul piatto della lingua perché l'abbinamento con quel vino e quel piatto era praticamente perfetto. Buonissimo anche il piatto di Daniele, però Enrico, congratulazioni, sei il primo finalista di T-Chef. Grazie. È Enrico il primo finalista di T-Chef. I nostri complimenti a Daniele della locanda di Leonildo che si è distinto in questa prima edizione. La prima semifinale di T-Chef è finita, ringraziamo le cantine di Dolianova, seguiteci su Videolina alle 15, sui social, Instagram e Facebook e mettete like. E naturalmente andate a trovare i nostri amici ristoratori, non rimarrete assolutamente delusi. Da Savores con Enrico e alla locanda di Leonildo con Daniele. Ci vediamo alla prossima semifinale.